Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti alla 33esima puntata di stagione di Calcio di Rigore, l'ultima di questa stagione, ma c'è da dire subito una puntata ricchissima di servizi video e ricca di ospiti importanti. Prima di iniziare vi ricordo anche il numero per interagire con noi durante la nostra diretta, lo vedete già in sovraimpressione, ci aiuta adesso Stefano Papini, è il 333 60 94 299, numero valido per WhatsApp ma anche per la messaggistica tradizionale. Passiamo subito a presentare gli ospiti di questa serata. Alla mia destra trovate l'allenatore Massimo Zanini. La velina, buonasera. Stasera sei un po' velino. Manca anche Giacomo Alpini che ovviamente salutiamo. Iniziamo a presentare gli ospiti alla mia sinistra. Ritroviamo con piacere l'opinionista Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. È la prima volta nei nostri studi, devi saperlo Massimo, 3 anni di corteggiamento, al terzo anno di vita di calcio di rigore, ce l'abbiamo fatta a portare negli studi Tele Rimini, il DS del Pietracuta Calcio, Sandro Conti. Buonasera a tutti. Ciao Sandro, grazie. Salutiamo, è la prima volta nei nostri studi anche per lui, allenatore del settore giovanile, Andrea Parlani. Buonasera. Stiamo aspettando anche il DS del Ronco e del Wise che vi presenteremo tra qualche minuto, sta arrivando quindi tra poco vedrete anche lui, ma io direi subito di vedere anche con l'ausilio della regia quello che è successo appunto nel precedente turno di eccellenza, così iniziamo a analizzare anche con il nostro Renzo Baldisserri un po' le classifiche e per l'appunto i verdetti per quanto riguarda la zona playoff e la zona play-out. Allora Renzo, qui ti lascio in sovraimpressione proprio Stefano Papini per qualche minuto la classifica, perché vorrei iniziare proprio con i verdetti che sappiamo già da qualche settimana. Ovviamente i campionati sono chiusi per quanto riguarda il torneo di eccellenza, ieri si è giocato nelle Marche e ricordiamo che stasera vedremo anche il servizio della nostra Veronica Lisotti. La Savignanese, tu l'avevi sempre chiesto, ridetto, finalmente è stato l'anno buono, è approdata in Serie D. Al secondo posto il Classe che se la vedrà, questa sera sappiamo anche l'avversario che affronterà nei playoff per accedere in Serie D, sarà il Porto d'Ascoli che ha battuto la squadra della nostra Valentina, l'Atletico Gallo, per 2-0. Allora iniziamo a decifrare un po' questi risultati. Savignanese, i complimenti da parte tua. La Savignanese io l'ho vista già parecchie volte quest'anno, è l'unica squadra che onestamente mi ha dato una grandissima impressione. Ha vinto questo campionato secondo me con pieno merito. È una squadra fortissima, anche nelle sue file aveva dei giocatori importanti, vedi Brighi, aveva un'ottima difesa, aveva una bellissima coppia centrale. Un campionato che alla fine penso che Farnetti l'ha meritato questo campionato, anche per la sua lunga carriera, che è 12-13 anni che allena questa società, e penso che la società, i dirigenti e lo stesso ambiente a livello comunale è una grandissima soddisfazione per questo piccolo paese di 10.000 abitanti, non so se fa 10, quindi non lo so di preciso, per approdare come primo anno in questo campionato di quarta serie. Penso che Savignano alla fine era un campionato che secondo me l'ha meritato e sono veramente convinto che farà bene anche in Serie D. E poi ci sarà il derby con i cugini della San Maurese che tu conosci molto bene, seguito per anni nel calcio dilettantistico, insomma sono lì. Chiaro che il prossimo anno dipenderà anche, diciamo, il destino anche del Sant'Arcangelo, ma si prevede il prossimo anno un girone di quarta serie veramente importante. Io la butto lì. Penso che il San Marino con pieno merito tornerà nel campionato di sopra della Romagnole. Si prevede una San Maurese, una Savignanese, un Forlini, un San Marino, lo stesso squadra di Cesena, mi sfugge il nome. Ecco, onestamente Romagna Centro, lo stesso Imolese, derby importanti. Non è detto che poi ci può essere anche il Sant'Arcangelo. Tocchiamoci, però io auguro di no, però si prevede il prossimo anno un campionato di quarta serie, forse ultimo dei più belli, con questi bellissimi derby, come ho detto, San Marino, Savignano, San Maurese, Forlini, ecco, Imolese e poi altre squadre del Bolognese, è un campionato interessante.
Ecco Renzo, è arrivato proprio adesso nei nostri studi, ne approfittiamo per salutare e completare il poker dei nostri ospiti di questa serata. Vado a salutare, lo ritroviamo con piacere, la terza volta in stagione nei nostri studi, Giovanni Alcerati, DS del Ronco e del Wise. Salve. Ciao Giovanni, Ciao. Iniziamo da te perché adesso ho fatto parlare un po' Renzo, ma giustamente prima di sentire voi quattro volevo rompere il ghiaccio il giorno dopo, visto il verdetto della partita di ieri, come stai innanzitutto? Vincere è un esito nel momento in cui tutti, intendo squadra, staff, mister e tutti i giocatori fanno quello che possono, quello che devono. Penso che non si possa fare altro che essere soddisfatti. L'obiettivo stagionale della squadra era andare ai playoff, che non aveva mai fatto nella sua storia, e l'obiettivo è stato raggiunto. Poi i playoff sono una partita, 2 partite se si raggiunge alla finale, sono figli di episodi, in 90 minuti ci sono, oltre a quello su cui si può lavorare, quindi quello che si prepara, i valori che si mettono in campo, ci sono fattori su cui non si possono fare previsioni e su cui non si può lavorare, che sono gli episodi e le decisioni arbitrali e il valore dell'avversario, perché spesso ci si dimentica che non si gioca da soli. 90 minuti sono soggetti a fattori appunto che non sono sotto il nostro controllo. Se si vuole evitare di essere soggetti a questi fattori, bisogna vincere il campionato. Non siamo stati abbastanza bravi per vincerlo, sicuramente non era possibile vincerlo nell'anno in cui ci si è trovati in categoria una squadra come il Cattolica. Che l'hai sempre detto tu, tra l'altro. Sempre detto dall'inizio e continuo a ripeterlo, e sarà una delle favorite anche al piano di sopra e lo merita per squadra, tifosi e strutture che ha. E detto questo, una partita che si perde 3-2 dopo aver rimontato 2 gol e dove è successo di tutto sotto ogni punto di vista, non è certo, cioè, chiaramente sono deluso, speravo di vincerli i playoff, non è successo, ma questo non toglie una virgola a quello che hanno fatto, ripeto, i ragazzi, lo staff e anche la dirigenza. L'obiettivo stagionale è stato centrato, purtroppo il rammarico per ieri c'è, perché comunque quando sei lì vuoi vincere i playoff, ma questo non toglie nulla a quello che ha fatto questo gruppo di persone che merita rispetto per tutto quello che ha fatto, per quello che ha fatto dal 31 luglio fino al 15 maggio. Eh sì, mi trovo assolutamente d'accordo. Volevo andare un attimo su Sandro. Sandro, Renzo prima a telecamere spente ovviamente ti faceva i complimenti per il bellissimo campionato del Pietracuta. Noi te l'abbiamo fatto in diretta più di una volta, ci fa piacere che tu stasera sia qui perché rappresenti proprio l'apice per completare un po' tutti i protagonisti che abbiamo avuto in questa stagione del Pietracuta. Una stagione strepitosa, ieri a 2 minuti dal sogno anche di poter arrivare nella finalissima, è successo di tutto, partita sospesa. Raccontaci un po' quello che è successo ieri. È stata una partita come ce l'aspettavamo, contro sicuramente una squadra molto forte, molto quadrata, una squadra che concede molto poco, però noi la partita l'avevamo immaginata così, pensavamo di soffrire il primo tempo e così è stato, perché il primo tempo ci hanno messo sotto, abbiamo parato un rigore con il nostro portiere, poi un po' alla volta siamo venuti fuori, sapevamo che il secondo tempo sarebbe stata un'altra partita e così è stato. Siamo andati in vantaggio, forse la prima vera occasione da gol che abbiamo avuto. Abbiamo tenuto bene la loro reazione e quando a 10 minuti dalla fine ormai pensavamo, la partita era incanalata, eravamo tutti convinti che era incanalata dalla nostra parte. C'è stata una grande bufera d'acqua, l'arbitro contro anche il nostro parere ha deciso di sospendere la partita per 20 minuti e quando siamo rientrati in campo è stata un'altra partita perché ovviamente loro si erano un pochettino rimessi a posto, si erano fatti coraggio e abbiamo preso il gol a 2 minuti dalla fine su una mischia, su un calcio d'angolo e dopo la partita è finita lì. Peccato davvero perché a 2 minuti da un'impresa storica, tra l'altro avete raggiunto il miglior piazzamento nella storia del Pietracuta, il 5° posto finale, se non erro, in promozione proprio quest'anno, quindi doppiamente applausi, no?
se si vuol trovare anche un sorriso in virtù di quello che è successo ieri. Sì, sì, no, ma per noi ieri è stata, a prescindere dal risultato, una grande festa. Avevamo 150 tifosi a seguito, per noi tutto il campionato è stata una festa, perché abbiamo vinto anche con le prime della classe in casa, col Cattolica, con Tignola, e abbiamo fatto un gran campionato, ci siamo divertiti molto, abbiamo gettato dalle basi anche per il futuro, perché abbiamo una squadra giovane su cui c'è poco da spostare per i prossimi anni, e va bene così. Il risultato di ieri è una piccola delusione in una grande stagione. E tra poco, quando affronteremo nel dettaglio ancora di più la promozione, vorrò farti delle domande anche legate un po' al futuro della squadra, magari anche a partire dal mister Luca Fregnani, che salutiamo e so che ci sta seguendo in questi istanti. Andrea, io non mi sono dimenticato di te, tu stasera sei qui anche per due servizi particolari che commenteremo anche con l'amico qui Velino, per eccezione questa sera Massimo Zanini. Senti, per te invece è un momento intasato questo di maggio, no? Tra 1000 tornei con i più piccoli, immagino, a destra e a sinistra c'è da impazzire. L'estero. È vero, perché raccontaci un po' anche questa esperienza che farete poi con i bambini. Dove andrete? Allora, partiamo venerdì, giocheremo sabato e domenica a Crolles, che è un piccolo paese fuori porta di Grenoble, in Francia. È un'esperienza che il Nova Feltre porta avanti da qualche anno, per me è la prima volta, quindi non so cosa andrò incontro, ma la cosa bella è che sarà un'esperienza per questi ragazzi che si aggregheranno ancora di più, vivranno un'esperienza veramente importante e di crescita, visto che quest'anno hanno avuto una bellissima crescita. Eh sì. Sono stati veramente bravi a metterci il loro impegno, la responsabilità di portare avanti. Sono partiti in 18 e siamo finiti in 18. Da settembre arrivare a fine maggio tutti insieme è stato bellissimo, soprattutto dopo l'esperienza anche a Bellare del torneo, che al di là dei risultati che contano relativamente alla loro età, però si sono tolti una soddisfazione, una piccola soddisfazione anche lì, raggiungendo una posizione importante per la loro struttura e la loro crescita. Negli ultimi anni ho visto un po' in tutti i settori giovanili qui della zona che la maggior parte dei tornei si disputa proprio a ridosso delle feste. Immagino che avrete fatto anche dei tornei a ridosso di Pasqua e anche per il periodo di Natale, no? Qualcosina di grosso c'è sempre. Avrei voluto. Noi personalmente non lo abbiamo fatto per una scelta mia, perché ho voluto creare una situazione con loro diversa, fare subito il torneo, magari sotto Natale, erano in un momento un pochino particolare della loro crescita, e metterli subito di fronte all'idea del gioco per vincere qualcosa non mi sembrava giusto. Li ho portati a fine stagione e come premio questi due tornei, quello di Bellaria già disputato e quello che andremo a fare in Francia, perché nella mia testa c'è che il risultato deve arrivare come ultima cosa. Bello. Il risultato più importante è la loro crescita, perché saranno gli uomini del futuro e l'educazione e lo sport devono essere come crescita, come esempio per quelli che poi saranno i più piccolini un domani. Hai detto delle cose sagge. In questa serata, lo diciamo anche collegandomi alle tue parole, vedete due servizi molto particolari sul settore giovanile che vogliono essere anche un po' istruttivi, soprattutto per i genitori. Poi li valuterete voi, perché stanno già arrivando tantissimi messaggi. Prima ti tengo un attimo in riserva, caro Renzo, perché c'è una domanda piccante per te che ti piace tanto. Mister, hai sentito i due direttori sportivi. Arrivare anche a giocarsi queste finali playoff è sempre un terno all'otto, perché sappiamo, come diceva prima Giovanni, come ribadiva lo stesso Sandro, sono partite secche, vince anche chi ha maggior fortuna, vince anche magari chi si trova degli episodi a proprio favore, e poi alla fine c'è questa finalissima che decreta un'intera stagione. Nelle parole proprio di Giovanni abbiamo ascoltato l'amarezza per non essere riuscito ad arrivare magari alla finalissima. Ma sì, assolutamente, hanno pienamente ragione entrambi, perché gli obiettivi comunque sono stati centrati. È chiaro che in 90 minuti di giochi un campionato molto spesso ci rimani male, però comunque sia sono due realtà dove hanno fatto il meglio che potevano e, come dicevano appunto loro, degli episodi a volte anche arbitrali, perché diciamo, possiamo anche dire che questa classe arbitrale in questo momento sta peccando un po' da in alto fino in basso, e quindi speriamo che qualche cosa possa cambiare. D'esperienza come mister
scusa la ripetizione, Certo. caro mister, ti è mai capitato, come è successo a Sandro, che per 20 minuti ti fermino la partita solamente perché sta piovendo? No, pioggia no, con grandine magari sì, però con la pioggia insomma... Perché l'arbitro soprattutto sentiva freddo, qui dicono. Sì, siamo, ripeto, è uno sport all'aperto, queste sono le cose che possono capitare. È chiaro che se è grandine ci sta la sospensione, ma se è pioggia, se è freddo, insomma... E da qui, da te, io faccio questo movimento qui con le mani perché lui è un ex arbitro. Tu l'hai arbitrato, qualche spareggio, playoff, soprattutto dalle parti della Valmarecchia, mi ricordo un Casinina, anche Nova Feltria, eccetera, eccetera. Come si prepara un arbitro per queste finali? Perché sentivamo prima, loro sono stati abbastanza corretti, ma credo io penso che l'arbitro si prepara come tutte le domeniche, affronta una gara importante. È chiaro che a un arbitro, quando arriva una partita di un certo valore, di una certa importanza, è chiaro che è galvanizzato, soprattutto tenuto in considerazione dagli organi tecnici, dagli organi superiori, dalla federazione. Vuol dire che se dirige quella gara, vuol dire che l'arbitro onestamente è all'altezza di fare quella gara e hanno pienamente fiducia. Però penso che l'impegno è uguale come arbitrare una gara di qualunque categoria, l'importante è che sia l'impegno. Però io voglio ritornare a una cosa, questi signori del settore giovanile, sì, questo mi scoccia degli arbitri. perché Sono arbitri alle prime esperienze e il ragazzo ha 15 anni, anche l'arbitro ha 15 anni. Come gioca l'arbitro alla prima esperienza anche il ragazzino. Genitori contro l'arbitro. Il tuo figlio è 2 mesi che gioca e l'arbitro è 3 mesi che arbitra. Perciò sono uguali. Non attacchiamo gli arbitri, perché i genitori vogliono soltanto il risultato. Io vorrei dire a uno di questi signori, qual è il più difficile? Gestire un figlio o gestire un genitore? la giriamo ad Andrea. Ecco, questo è l'importante. Degli arbitri, però i genitori vogliono il risultato, gli allenatori attaccano gli arbitri, però si sa che l'arbitro a 19 anni, come sarà il ragazzino, perciò è tutta una prima esperienza. Però la mia domanda è questa. Cosa è più difficile, gestire un figlio o gestire un genitore? Andrea? La fascia di età che ha nominato è importante perché a 15 anni ci sono gli ormoni che esplodono. Io per primo a 15 anni non ero molto gestibile come ragazzo, tant'è che ho fatto degli errori che mi sono costati anche, e da queste esperienze a 37 anni posso dire di voler allenare i ragazzi per insegnargli cose dove ho sbagliato. E quindi i genitori hanno delle idee, hanno dei figli. Io ho un figlio a 3 anni, piccolissimo, però già per lui prevedo delle cose. Però c'è il momento in cui bisogna dire altro. Ma se una società parte con un progetto ben preciso e spiega al genitore il progetto che ha negli anni, e quindi che giocheranno tutti, che impareranno tutti, che avranno tutti i loro termini, magari il genitore si rasserena anche un attimino. Il discorso del arbitro, non arbitro, io all'epoca magari agli arbitri gliene dicevo quanto è, no? Oggi ti posso dire che bisogna dire grazie che ci sono dei ragazzi che decidono di fare questa cosa perché ci vuole coraggio oggi. Sì, perché ti trovi chi ti dà contro in campo, chi ti dà contro fuori, chi ti dà contro da tutte le parti, no? E nel campionato che ho seguito quest'anno con i 2005 l'arbitro non c'è, si autogestiscono e c'è una mano da parte di noi dirigenti, allenatori che seguiamo quello che sono le cose da fare, ed è lì la base, bisogna partire da lì, insegnare prima di tutto la correttezza al ragazzino, perché il calcio è uno sport di contatto, il fallo, disgraziatamente guardiamo Montolivo ieri sera, no? Ha fatto un intervento importante, il pallone gli ha fatto leva sulla gamba e è sembrato molto più cattivo di quello che è. Dalla tribuna uno può urlare all'arbitro quello che vuole, però chi è in campo che decide lui in quel momento. E genitori che alzano la bandiera del proprio figlio ce ne sono da ogni, ma ritorno al discorso iniziale. Se la società d'appartenenza ha un progetto importante e serio, secondo me piano piano anche i genitori arriveranno ad avere un equilibrio anche... E soprattutto più pazienza. Sì. Io volevo dire che comunque parlavamo di arbitri quelli un po' più grandicelli. Sì, ma Renzo ha voluto specificare che ci sono anche molti arbitri in quella categoria. Io vedo. L'abbiamo visto noi, molti diciottenni io come ex arbitro ho visto molte partite, arbitrare da arbitri alla loro prima esperienza, i genitori contro... Sì, l'arbitro, magari è il figlio è 2 mesi che gioco come l'arbitro, ecco, queste cose bisogna anche capirle. Io posso capire, però onestamente... Mi stai piacendo perché tu di solito dei bambini non vuoi mai parlare stasera. Però, no, perché è una cosa che mi tocca, anche io ho avuto un figlio, ha giocato nel settore giovanile, però il mio figlio era un tipo che
non era capace a giocare il calcio. E cosa gli hai detto tu? Io gli ho detto, si chiama Luigi, ho detto mio figlio, guardi Luigi, il calcio non fa per te, il babbo vuol vincere, ti è meglio che segua la pallacanestro. Però io ho avuto il coraggio di dirlo a mio figlio, a giocare il calcio non è per te, fammi un favore, io voglio vincere. Non voglio fare sacrifici per te perché sei mio figlio. Tu vuoi vedere il basket, ti piace di più. E il calcio lascio fare a me, il calcio. Allora, io voglio vincere. adesso tra poco ci saranno 2 servizi che vi faranno parlare un po' tutti, però andiamo con ordine. Direi, ritorniamo adesso indietro all'eccellenza. Andiamo a vedere il primo servizio con un commento tecnico fatto via telefono con l'amico di calcio di rigore, Alessandro Marzocchi, che ci dice per l'appunto un po' quello che ci ha spiegato prima Renzo con i top e flop di questo campionato a livello di squadre. Il servizio. Tra i top del girone B di eccellenza ci mettiamo sicuramente la Savignanese, una squadra che è stata in grado di vincere il campionato in un girone sicuramente non a livello di quello dell'anno scorso con Rimini e Sasso Marconi, ma comunque insomma vincere non è sempre così scontato e la Savignanese aveva la squadra per farlo e lo ha fatto meritatamente. Tra i top di questo girone ci mettiamo sicuramente anche la Marignanese, che dopo un girone d'andata disastroso tra le ultime posizioni è stato in grado di riprendersi, di inanellare una serie di risultati utili consecutivi e di salvarsi con abbondante margine. Tra i flop, in questo caso ci mettiamo sicuramente il Cervia retrocesso, perché comunque ci si aspettava qualcosina di diverso, sicuramente anche il Massa Lombarda che ha rischiato di fare il play-out fino alle ultime giornate, il Progresso che nonostante la salvezza con margine, comunque in un girone, ribadisco, non a livello di quello dell'anno scorso, poteva sicuramente fare meglio. Direi che queste sono le squadre che secondo me potevano fare qualcosina in più. Poi insomma vabbè, citiamo anche San Pietro i Vincoli e Russi che sono retrocesse, però oggettivamente da neopromosse ci si aspettava un campionato complicato. Nota di merito anche per il Sampa Imola che si è salvato senza passare dai play-out, e per una neopromossa insomma il gradino da promozione a eccellenza si fa sentire notevolmente, quindi bravi loro e ottima stagione. Per chiudere 2 parole anche sul Corticella, da cui sinceramente mi aspettavo qualcosina in più. Già detto che il girone non è sicuramente quello dello scorso anno, la società rispetto all'anno scorso ha sicuramente speso molto, ha preso un allenatore di grande esperienza anche in Serie D come Franco Farneti, e sicuramente da questa rosa mi aspettavo un salto di qualità in più rispetto a un campionato tranquillo di metà classifica, senza particolari preoccupazioni ma anche senza particolari ambizioni. Sicuramente il prossimo anno, con la riconferma quasi certa di mister Farneti, ci sarà probabilmente quel salto di qualità che ci si aspettava già quest'anno, girone chiaramente permettendo. Grandi complimenti quindi per il classe, l'anno scorso terzo in classifica, quest'anno si è migliorato, quindi mister Evangelisti ha comunque fatto una grandissima stagione con più o meno la rosa dell'anno scorso, dimostrandosi comunque un allenatore all'altezza dell'eccellenza e una società che può competere con le primissime di questa categoria, e ora testa agli spareggi nazionali importantissimi per arrivare in Serie B. Ebbene, abbiamo già detto appunto l'avversario del classe sarà il Porto d'Ascoli. Stefano, voglio completare il punto con Renzo, se mi torni gentilmente sulla classifica e poi mi vai sui verdetti di questo campionato, perché 2 parole ci vogliono anche sulle riminesi. Allora Renzo, io partirei dalla piazza di sinistra dove troviamo la Marignanese. I complimenti da parte tua anche per il lavoro ottimo di Simone Lilli, che non era facile, e dalla parte destra un commento non me lo puoi non fare sul Cervia, retrocesso. Ma io vorrei elogiare queste 2 squadre riminese, vale dire la Marignanese e la Fioricione. Hanno fatto secondo me 2 campionati stupendi, ma soprattutto la Marignanese, squadra molto giovane, partita un po' male, che nel ritorno ha fatto veramente di punti che veramente da primato, e questo va a merito veramente al mister Lilli. È chiaro che queste 2 società, sia la Fioricione sia la Marignanese, secondo me
hanno fatto veramente bene. Il Cervia è una delle squadre che veramente mi sorprende, ha avuto degli alti bassi, ha avuto il cambio degli allenatori, che quando ci sono queste cose la città veramente è come una famiglia, quando il marito e moglie non vanno d'accordo probabilmente qualcosa succede. Questi sono i verdetti, guarda. Probabilmente è successo anche nel calcio, mentre invece le squadre di riferimento, come ha detto giustamente prima il collega, quello che veramente a me mi hanno deluso perché hanno avuto una storia calcistica importante, il Massa Lombarda e il Progresso, due città che secondo me a livello calcistico di eccellenza sono secondo me sparite, perché Potevano erano fare di più. due squadre che veramente hanno dato tanto. Il Classe affronta una squadra secondo in classifica, il Porto d'Ascoli. Io sono curioso perché ho sempre detto che il livello calcistico tra le Marche e la Romagna c'è la sua differenza. Nelle Marche forse si gioca più sulla grinta, sulla cattiveria, forse nella Romagna c'è più tecnica, ma questa squadra che il Classi andrà a affrontare il Porto d'Ascoli, una squadra che, se non vado errato, è la squadra che ha il miglior attacco del campionato di eccellenza marchigiana. È una squadra fortissima e poi lì, società seria, hanno un campo veramente stupendo, forse quelle di Porto d'Ascoli quando andranno a classe troveranno un po' in difficoltà. L'unica promura di questa squadra. È una città che è l'unica società che nelle Marche è come il terzo tempo, non si paga in eccellenza, addirittura c'è anche il terzo tempo, però è una squadra che secondo me è fortissima. Però il Classe ha sempre detto che è una squadra fortissima, da 2 anni a questa parte si fa rispettare e sono convintissimo che per il Porto d'Ascoli sarà una gara dura. Mentre invece quelli che sono retrocessi, vuole dire il San Pietro in Vincoli, che anni che tenta, vuole dire questo Russi, un'altra squadra che veramente mi ha sorpreso nella retrocessione, però veramente sono anni, no. Però io ho sempre detto che quest'anno il campionato di eccellenza, lo voglio dire per l'ultima volta, secondo me il livello era basso. Mancano anche diverse squadre. 30 secondi, datemeli per leggere un po' di messaggi, ne sono tantissimi, anche a favore del nostro amico Sandro Conti. Complimenti a Sandro, vera anima del Pietracuta Calcio, che toglie tempo ed energia alla propria attività lavorativa per far sì che un piccolo paese possa sognare assieme a realtà ben più grandi. Bravo mister e bravi tutti i giocatori. Questo è bellissimo il messaggio. Se vuoi ringraziare? No, ringrazio, ma è una cosa che faccio e facciamo con molta passione. Qui i telespettatori a casa devo dire che hanno ascoltato subito il discorso intelligente di Renzo e di Andrea sugli arbitri, perché un tifoso da casa ci scrive: buonasera a tutti, volevo dire una cosa riguardo ai play-out di ieri, Sampierana Savana, è stato un arbitraggio indegno, solo e esclusivamente a favore della Sampierana. Il direttore di gara deve fare qualche lezione di regolamento. Detto questo, ripartiremo dalla prima categoria per tornare subito in promozione. Forza Savarna. Andiamo a leggere anche questo. Buonasera, volevo sapere cosa ne pensi, direttore del Ronco, sulla coppiata Montalti-Linguerri. Grazie. Penso che i numeri parlino da soli, nel senso che 41 punti in 19 partite sono tanta roba. Sono tanti punti e penso siano il secondo score dalla penultima di ritorno alla fine, dietro solo al Cattolica o addirittura alla pari. Non ho aggiornato il conto nelle ultime giornate, sinceramente. Penso siano 2 professionisti che si siano distinti per il lavoro sul campo, per il lato tecnico e anche per il lato umano. Sono entrati in una situazione, sono entrati comunque in corso, ed entrare in corso, a prescindere dalla bontà dello spogliatoio fatto da ragazzi e da giocatori, prima di valutare l'aspetto tecnico, sicuramente è stato più facile che entrare in altri spogliatoi, ma entrare a metà anno non è mai semplice. Sono entrati in punta di piedi, con decisione, ma con l'umiltà e con la competenza che li ha portati a ottenere i risultati che abbiamo ottenuto, che hanno ottenuto e che abbiamo anche ottenuto insieme nelle ultime 19 giornate. Allora, adesso andiamo a parlare proprio, Giovanni, del campionato di promozione. Io direi, Stefano, se ci fai vedere subito i verdetti già stabiliti da una settimana, poi quello che è successo, la classifica anzi, e poi i verdetti, quello che è successo appunto ieri negli scontri playoff. Allora Renzo, qui praticamente l'avevamo già annunciato da qualche tempo, il Cattolica si è aggiudicato il campionato, ai playoff sono andati il Cotignola, come vedi Ronco e del Weiss, del Duca Ribelle e Pietracuta, e poi ieri c'è stato, come scriveva questo lettore, anche lo scontro play-out tra Sampierana e Savana. Le retrocesse, lo sappiamo già, Gatteo, Savio e Bellaria. Su Bellaria metterei un velo perché ti sei già espresso anche in precedenza.
la Sampierana ti ha sorpreso un po', perché partiamo dai play-out, perché era una squadra giovane, doveva ripartire tutto e ha ottenuto la salvezza proprio attraverso i play-out. Sì, questo è vero, io non è che la Sampierana quest'anno non l'ho seguita molto, però quando una squadra giovane riesce a salvarsi, già secondo me ha vinto il suo campionato, mentre invece alle squadre che sono retrocesse, vorrei dire il Bellaria, il Gatteo, l'altra squadra adesso mi sfugge, Il Savio. il Savio, sono squadre che veramente erano già partiti con il piede sbagliato. Guardiamo lo stesso Gatteo, io non voglio offendere nessuno, ma è partita male, è finita peggio, perché onestamente il Gatteo è quella che ha fatto, però onestamente forse non era la propria stagione. Ma io, ritornando invece alle società alte, a parte il Cattolica, che secondo me aveva una marcia in più e il campionato l'ha vinto, però la squadra che veramente che a me mi ha deluso, Qual è stata? io lo dico sinceramente, anche perché aveva due tecnici personaggi, alla guida Zagnoli e tutto sportivo Cipriani, due personaggi che il calcio lo mangiano. E secondo me il Tropical Coreano è quella squadra che secondo me ha fallito questo campionato. Ci fai vedere la classifica, Stefano? Perché ai detti lavori era una squadra, secondo me, una delle favorite. E poi, come ho detto nella sua dirigenza, due grandi personaggi come Zagnoli e Cipriani che il calcio lo masticano. Però probabilmente qualche loro nella loro strada l'avranno fatta. Però un'altra squadra che invece mi ha veramente sorpreso, io lo dico sinceramente, Vai. questo Pietracuta, una nea promossa che ha fatto secondo me un campionato stupendo, e questo Torconca che onestamente ha rispettato una squadra giovane, tutti i suoi problemi che ha, però alla fine si è fatto veramente un campionato importante. Forse meritava anche i playoff, però onestamente alla fine il Ronco e le altre squadre, il Ribelle, il Del Duca, il Ronco stesso, veramente lo stesso Corticella, veramente hanno fatto qualcosa in più. Però penso che alla fine, ripeto, squadre che mi hanno impressionato, che hanno fatto che hanno rispettato il campionato, il Pietracuta e il Torconca. Quello che veramente mi ha un po' deluso, veramente è stato il Tropical Coreano. Massimo, lo vediamo nella colonna di destra, Ligea Marina, tu sei un passo da lì, davvero un altro campionato splendido. Se pensiamo alla vittoria l'anno scorso in prima categoria, quest'anno si sono salvati, diciamo qualche patema in più, ma alla fine hanno ottenuto la salvezza che era il loro obiettivo. È stato probabilmente un anno di transizione, perché si sono rinnovati ben poco. C'è stata una successione anche di allenatore e probabilmente non c'erano gli equilibri giusti per affrontare questo tipo di campionato, ma credo che siano pronti comunque per ripartire con magari un progetto magari un po' più concreto, ma secondo me quest'altro anno faranno un buon campionato, perché ci sono nuovi innesti di giocatori altrettanto giovani. Potrebbe diventare la vera realtà di Bellaria, dato che ormai Bellaria almeno si dice che dovrebbe ripartire dalla prima categoria, ma alla fine non si sa se si farà la squadra o meno. Ma Bellaria dipende che cosa succederà adesso in questi 2 mesi, insomma, bisogna vedere se Nicolini veramente, come ha scritto da qualche parte, farà un passo indietro, oppure se magari ci sarà una cordata dove magari si uniscono le due società, oppure ci potrebbe essere, come Nicolini normalmente riesce a fare tutti gli anni, affidare alla società qualche personaggio e magari fare fede anche forse al ripescaggio, chissà. E tra poco ti chiedo una cosa su un tuo collega che è ritornato in campo proprio nell'ultima giornata di campionato. Io direi andiamo a vedere il secondo servizio di questa serata, questa volta il commento tecnico a cura di una vecchia volpe del calcio locale come Mirko Mariotti. È la Giovane Cattolica a vincere con merito il campionato di promozione Girone D stagione 2017-2018. È stata una cavalcata faticosa nel girone d'andata, c'è stato un principale interregno un po' condiviso da diverse squadre, soprattutto dal Pietracuta, grandissima rivelazione di questa stagione, meritatamente nelle prime 5 in classifica, conquistando anche la possibilità di giocare ai playoff. Poi, a parte la 10ª giornata dove la Giovane Cattolica aveva appunto agganciato il Pietracuta, poi dalla 14ª in poi è stato un interregno della formazione giallorossa che ha vinto con merito il campionato, trascinato tra l'altro dalle reti, insomma, di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, che è Emanuele Pasolini, 21 reti
per cui nulla da dire. Ottime sparring partner sono state il Cotignola di Mr. Folli, che ha fatto un'ottima stagione, anche il Ronco ha fatto bene anche se è partito male, zona playoff però molto equilibrata con la Del Duca Ribelle, col Pietracuta, come detto, sicuramente la grande rivelazione della stagione, trascinata dai gol di Gianni Fratti, 26 gol, ma questa non è una sorpresa, la sorpresa è che insomma una squadra ripescata all'ultimo istante abbia fatto un campionato di questo tipo. Sempre in zona playoff comunque hanno lottato alla grande Tropical Coriano, Torconca, lo stesso Gambettola che poi è mollato. Delusione sicuramente, oltre un po' anche il Ronco del Vice che sicuramente ha deluso, ci si aspettava sicuramente di più dalla Reda e soprattutto dalla Sampierana neoretrocessa, che aveva perso qualche elemento importante tra cui Pasolini, però ci si aspettava qualcosa di più. E poi insomma più che delusione lascia purtroppo riflettere il dato di fine stagione del Bellaria, 3 punti, ovvero una vittoria, 33 sconfitte, 26 gol fatti e 157 subiti, dati che non lasciano ulteriori commenti. Gli unici 3 punti, ascoltavamo il servizio di Mirko Mariotti, li hai fatti tu contro il Gatteo, quando sei salito su quella benedetta panchina. Maledetta. Ma io mi voglio rilasciare il discorso dell'amico. Lui dice, il Bellaria si spera in un ripescaggio, ma come fanno a ripescare una città che ha subito 150 gol? La città non c'è, ci vuole un bel lame e una buona penna. Ci vuole... No, che serve? Ogni anno finisce tutto e si riparte. Quindi basta avere delle persone serie, persone che sanno fare con i giovani e sanno fare sicuramente chi il direttore sportivo, chi l'allenatore, chi il presidente, chi il magazziniere. La società cresce con queste persone e basta. Il resto, mi diceva prima Manuelli, il mio collega, quando gente di 49 anni torna a indossare la casacca del Bellaria per fare l'ultima partita, è chiaro che ci mette il cuore, non ci mette la testa. Come io ho messo il cuore, non ci ho messo la testa, andare in una situazione di quel genere, succede che qualcuno ci metta il cuore per andare in campo. È chiaro che, ragazzi, lì non c'è nulla, c'è rimasto solamente la struttura. Anzi, c'è rimasto Alpini. Uno spot. Anche alcuni giorni fa Boranga a 75 anni ha giocato, ha debuttato in terza categoria. Sì, vabbè, però lì più un messaggio promozionale per la società. Voglio sentire Sandro e Giovanni. Iniziamo da Giovanni, prego, so che volevi aggiungere qualcosa. No, mi lascia abbastanza perplesso come si possa definire delusione una squadra che al secondo anno di promozione, perché 2 anni fa ricordiamo che Leon, che è in prima categoria, al secondo anno di promozione fa 65 punti, 38 punti nel girone di ritorno, 7 vittorie consecutive, arriva terzo, fa i playoff in uno dei campionati con la soglia playoff e la soglia salvezza diretta più alti degli ultimi anni, perché l'anno scorso il Del Duca ha fatto i playoff con 57 punti, noi quest'anno ne abbiamo fatti 65 e delle squadre sono state fuori dai playoff facendo 60 punti, come il Coriano. Sinceramente penso che in un campionato dove c'è il Cattolica cosa deve fare una società di una frazione di Forlì che viene da un anno dal primo anno di promozione, dove ha ottenuto quello richiesto dalla società, una salvezza tranquilla, giocando con mediamente 7 fuori quota nel girone di ritorno, 53 punti, 7° posto in classifica. Fa uno step ulteriore, se ne fa 65, arriva terzo e con gli scontri diretti a favore con tutte le prime 7 della classifica tranne col Pietracuta. E mi chiedo, se questa è una delusione, penso che passando la classifica ce ne siano poche di squadre che non hanno deluso. Sicuramente il Pietracuta, che ha un'ottima squadra, 3 giocatori offensivi che hanno fatto 51 gol in 3, e sicuramente per essere stata ripescata, per essere venuta dalla prima, è quella che si può definire la sorpresa del campionato. Io non definirei il Coriano una delusione perché ha fatto 60 punti, è rimasta fuori dai playoff perché il Pietracuta ne ha fatti 61, il Del Duca 63, il Leonco 65, il Cotignola 66, ma fare 60 punti in 34 partite
Penso che se fra qualche anno qualcuno va a prendersi la briga di andare a vedere le statistiche, penso siano poche le squadre che sono rimaste fuori dai playoff. Io credo che sarebbe punti. entrato il coreano nella zona playoff se non si fosse infortunata la coppia offensiva e se Vitaioli non avesse avuto i problemi che sappiamo tutti dovuti alla squalifica che ha avuto. Io credo che il coreano con Vukai e Vitaioli sarebbe arrivato sicuramente nei playoff. Però mi unisco a quello che ha definito Mirko Mariotti nel suo commento inerente alla tua squadra. Io credo che, come ti ho sempre detto anche nelle altre puntate quando sei stato nostro ospite, ascoltando sempre la famosa radio estiva nella sessione di mercato, c'erano dei nomi importanti accostati al Ronco e poi si sono visti anche in campo. Io credo che lui, l'ha detto nel servizio, si aspettasse un rendimento più costante e continuo da parte della tua squadra. Infatti lui ha detto all'inizio il Ronco è partito un po' maluccio e poi si è ripreso. Io credo che quello sia stata la notazione per quale lui è arrivato a dire mi ha un po' deluso. Però bisogna considerare una serie di cose, il fatto che sicuramente il Ronco aveva dei giocatori molto forti, secondo me i più forti della categoria, che non riprenderei tutti subito e che non cambierei con nessun'altra in categoria. Però bisogna anche considerare alcune cose, bisogna considerare in un campionato dove ci sono 3 fuori quota obbligatori, il settore giovanile che c'è alle spalle come qualità, come numero, perché se il Cattolica o altre squadre, dico il Cattolica come esempio, ha 4 fuori quota al top della categoria per ogni annata, si gestiscono meglio gli infortuni, le squalifiche, i cali di forma, bisogna considerare il campo dove si gioca, la piazza, la facilità con cui si fa calcio. Sicuramente il Ronco ha nomi, se si guardano i nomi con cui è partita, poteva arrivare seconda, perché comunque penso che con il Cattolica, va bene, è arrivata terza a un punto, non è arrivata quinta, decima, non è stata fuori dai playoff. No, io Giovanni continuo a dirti, io penso che Mirko ti voleva dire in questo servizio che si sarebbe aspettato non una vittoria così netta del Cattolica già con qualche settimana d'anticipo, ma magari il Ronco secondo lui, secondo me è un complimento che ti fa anche se lui l'ha espresso in maniera più chiara, che è quella di tenere vivo il campionato fino all'ultimo, perché secondo il suo modesto parere potevate dare fastidio fino all'ultimo al Cattolica. Solo questo, sicuramente il fatto che le 3 squadre retrocesse abbiano fatto pochi punti ha fatto alzare la soglia per i playoff e ha fatto alzare di tanto la soglia per non entrare nei playout, perché con 42 punti disputare i playout è un'altra cosa che non succedeva da un po'. Personalmente credo che la Sampierana, a cui vanno i complimenti, perché comunque vincere un playoff, un playout, insomma qualcosa è sempre difficile. Io la Sampierana me l'aspettavo più in alto, perché in questa promozione una squadra che ha giocatori come Lanzi, Giovannetti, 40, Brazzini, che sono lì da tanto, già inseriti nell'ambiente, ha inserito dei fuori quota come Chiarini, che ha un 98 con 5 anni di prima squadra in eccellenza, che ieri ha segnato, è tornato Pippi, un 99 che è andato via per andare nelle giovanili del Cesena. Io la Sampierana sinceramente me l'aspettavo con più punti, poi è rimasta immalgata nella zona playout ed è stata molto brava a vincere il suo spareggio, perché comunque vincere non è mai facile. Comunque io voglio dire una cosa, se intervento, io posso capire, però quando le delusioni, come dice il signore qua, della Sampierana e del Turcunca, diciamo, scusate, del Tropical Coreano, che secondo me ha deluso, se veramente se sono lì, vuol dire che qualche errore l'hanno fatto. O l'hanno fatto durante l'estate, nella campagna ci sono sempre le errori. Tante sfortuna, però ritornando al discorso del calendario del Tropical Coreano, una squadra che secondo me puntava altri risultati, perlomeno lottare per i playoff, però te l'ho detto, lo voglio dire tranquillamente, il coreano tra le mura amiche ha perso troppe partite, il Tropical Coreano, il campionato, perlomeno la zona playoff l'ha persa tra le mura amiche. E mi trovi d'accordo. Sandro, iniziano ad arrivare altri messaggi, anzi continuano ad arrivare altri messaggi per te. Questo è un messaggio di battuta da parte del portierone Balducci. Sandro, quando ci dai i soldi che ci hai promesso per il raggiungimento dei playoff? Ti vogliono bene a Pietracuta. Va bene, poi dicono forza Sandro, grande Sandro. Allora Sandro, iniziamo ad affrontare la parentesi legata a te e al tuo Pietracuta. Allora, primo messaggio che vogliamo mandare stasera, qualche settimana fa noi abbiamo avuto Fregnani qui, ci ha già detto che si trova benissimo a Pietracuta, vuole rimanere. Cosa dice il direttore sportivo che rappresenta il massimo della società? La società dice che con Fregnani si trova bene, Luca ha dimostrato di essere un bravo allenatore, ma soprattutto una grande persona da tutti i punti di vista, una persona adesso
tra noi due è nata anche una grande amicizia, però a parte quello una persona onesta, una persona corretta, un ragazzo che viene da Riccione 4 volte a settimana per 2 lire, e sottolineo 2 lire, perché a Pietracuta noi abbiamo 2 lire per tutti, non di più, però il Pietracuta gli è entrato nel cuore e sicuramente sarà l'allenatore del prossimo anno. E mi spieghi un attimo questo legame particolare, perché tutti dicono: ma come fa Sandro a portare giocatori così importanti in quelli di Pietracuta e soprattutto ad avere dei legami più forti? Qualcuno ti invidia, un legame così forte, come lo spieghi quello che c'è tra te e Gianni Fratti, il bomber della squadra? Gianni, io sono legato a tutti i giocatori, perché io non salto un allenamento come loro, non salto una partita e sono uno di loro, non sono un dirigente, loro lo sanno. Gianni è con me da 6 anni, l'ho dato in prestito un anno al coreano per fargli provare un'altra esperienza, ma dopo un anno me lo sto ripreso, perché lui lo sa, lo dice da solo che la sua casa è Pietracuta. E si vede anche E si quest'anno. vede dai risultati e da quello che fa tutti gli anni da noi, è arrivato a 120 gol in 6 anni, quindi penso che l'abbia dimostrato. Ma poi non solo con i gol, lo dimostra negli allenamenti, lo dimostra nello spogliatoio, per noi è un po' un trascinatore, è diventato un trascinatore, un po' il leader della squadra, come ne abbiamo anche altri, ma lui sicuramente è uno di quelli che trascina di più il gruppo. E Pietracuta, per portare gente a Pietracuta io non faccio niente, una volta facevo, adesso non faccio più niente, sono i giocatori che ci fanno pubblicità da soli, quindi... Un ambiente sereno, ricordiamo, avete anche uno stadio importante come il Bindi e poi avete anche i campi dove vi allenate, un centro importante, quello che avete a Pietracuta, no? Vogliamo sottolineare anche questo. Sì, perché tra i fuoriclasse che c'è a Pietracuta non c'è solo Gianni Fratti o l'allenatore, c'è i custodi che ci permettono di avere, penso, il miglior campo della promozione, e tutti i dirigenti che seguono, Podeschi che fa il segretario è dalla mia vittima preferita, Gianluca Paolini che mi cura il settore giovanile, siamo attrezzati bene in tutti i settori. La domanda è questa: come si fa a fare calcio in un paese che è molto piccolo e soprattutto come si fanno a ottenere questi grandi risultati? Perché più volte, l'ho detto a Fregnani, l'ho detto a Podeschi che sono stati ospiti qui, voi siete 4 gatti, tradotto 4 persone, pochi ma buoni e validi. Allora, qua dei 4 gatti è una cosa che non condivido. Noi siamo 4 gatti come paese, perché siamo in pochi. Ok, quanti siete di tutta la società che lavorate? Ma nella società sportiva non ci manca niente come persone, siamo un numero più che sufficiente, ovvio che se qualcuno vuole entrare siamo contentissimi. Aperti. Però non so se tante altre società di paesi più grandi del nostro hanno molta più gente. Se poi per essere da parte della società bisogna scrivere il nome solo al Bumaco, va bene, noi ne abbiamo non tanti nomi, però giù al campo ci siamo sempre. Da noi l'erba è sempre tagliato, lo spogliatoio è sempre pulito, le righe sono sempre fatte e di questo ne siamo orgogliosi, perché per noi il calcio è quello anche, trovare l'acqua calda, lo spogliatoio pulito, imbiancato. È soprattutto quello. È soprattutto quello, però non è dappertutto quello. No. Una domanda all'amico Conti, è proprio della società, dell'ambiente. Io ho conosciuto quando giocavate anche nelle Marche, vi ho arbitrato quando eravate in prima categoria, in seconda, derby importante. La società, ma questo personaggio che non si vede mai, sta dietro e risponde, io parlo del presidente Carli, che personaggio è? È un signore, io lo conosco, ci ho parlato e mi ha dato una grande impressione, è un presidente che sta dietro le porte, però secondo me è un grande personaggio. Sì, è un personaggio che, a parte che fa parte della famiglia, che è uno dei nostri principali sponsor, tutte le volte che può ci viene a vedere, ci dà una mano. Purtroppo, fortunatamente per lui, ha altri interessi importanti, tra cui il lavoro, perché è una ditta molto importante, e ha i figli che giocano tennis a un certo livello, quindi fa fatica a seguire, però alle cene non manca, alle cene c'è sempre, lì non manca mai. È già importante. Grande Sandro, fonte di ispirazione per tanti DS della Vallata, il tuo amico Michele Peruzzi, se lo vuoi salutare Michele è anche un nostro amico, e poi Sandro ti saluta la super tifosa Sofia. Sofia, la mia nipotina, che è la nostra mascotte, non perde una partita in casa e pochissime anche fuori, la saluto
Vedi, è la nostra portafortuna. Li tiro su da giovani. Li tiro su da giovani, ho creato un mostro. Questa domanda gliela devo fare anche per gli amici a casa che me l'hanno chiesto. Fagliela. Ti sei mai arrabbiato per il calcio? No. Ci basta questa risposta. Ogni domenica. Ci basta questa risposta. No, adesso con la vecchiaia però sono diventato Più maturo, più ragionevole. e più bravo. Più bravo. Volevo dire che comunque come fa a portare i giocatori è la credibilità, quello che dicevo prima. E lui se l'è conquistata sul campo perché prima ha usato un'espressione importante. Certo. Non siamo più noi a cercare i giocatori, ma sono i giocatori a venire a bussare alla certo. porta. Quando Questo è un giocatore- importante. Ma non è che l'ho creata io, Pietracuta c'era anche prima di me e la storia del Pietracuta dice questo, che quel poco che si promette si è sempre dato, non abbiamo mai fatto il passo più lungo della gamba. Qui c'è una promessa da mantenere. Sì. No, questo non è. Io ho una buona memoria e questo non l'ho mai promesso. Quindi... E infatti da casa ci chiedono: ma cosa farà Sandro il prossimo anno? Dove ci porti? In eccellenza o ci garantisce una tranquilla salvezza? non dipende da me. Il calcio è strano. Ogni annata un anno va bene, un anno va male. Fratti rimane? Penso di sì. Lasagni rimane? Se gioca ancora a calcio rimane Pietracuta. Ok. Qualche notizia, bomba di mercato te l'ha già data, caro Renzo Fregnani ha detto che rimane. Abbiamo tranquillizzato anche Luca a casa che stava per svenire. Sono giocatori importanti, Importanti, sono giocatori che fanno benissimo. la differenza e il Pietracuta per quello che hanno fatto quest'anno sono giocatori che non le può perdere. Se il Pietracuta ha delle intenzioni... E tu sono squadre che conosci da una vita perché ormai sei appassionato di calcio locale, Sì, a parte gli hai quello, arbitrato ma e seguito. io quando ci sono questi risultati, l'anno scorso hanno vinto il campionato, quest'anno hanno fatto un campionato veramente bello, ma soprattutto, sì, è la squadra, ma secondo me è la società. Quando c'è una società seria, come la il Pietracuta, pubblico delle grandi occasioni, impianti apertissimi, dove l'allenatore Fregnani, Luca, lavora con volontà perché nessuno gli rompe Le scatole. le scatole, per forza i risultati devono venire fuori. E sì. questo probabilmente il Pietracuta ce l'ha. E Luca, tra l'altro, Sandro ha iniziato il primo anno che ha studiato anche un po' l'ambiente, perché proprio lui in un'intervista mi dichiarava che in Valmarecchia non aveva mai allenato. Il primo anno diciamo che è stato un po' di conoscenza, avete fatto un po' fatica in campionati di prima categoria, ma arrivavate che eravate retrocessi dalla promozione, ci sta. Scusate, e poi io voglio dire una cosa di Luca Fregnani. Io sono uno che ho lavorato in tante televisioni private, ho Vai. fatto molte interviste. Io onestamente quando facevo le interviste, se trovavo un allenatore bravo, facevo anche 2 o 3 domande, ma se trovavo un allenatore così, forse non vedevo l'ora di togliere il microfono. Però a Fregnani invece è l'inverso, aveva voglia di farle tante di quelle domande perché veramente era un signore. Eh sì, lo possiamo aggiungere noi che l'abbiamo conosciuto anche per esperienza diretta. Mi associo a quello che tu hai appena detto, molto competente e meriterebbe, e Sandro lo sa bene, infatti prima ha fatto la battuta, speriamo che non ce lo portino via da categorie superiori, meriterebbe di allenare anche in categorie superiori, di avere questa chance, come l'ha avuta quest'anno Simone Lilli a San Giovanni Marignano. Adesso, caro Renzo, ti riporto un po' sul discorso che prima ti ha fatto stranamente... Io Renzo così... Inalberare. No, inalberare. Lui da orso si è trasformato in gattino. Quando si parla di settore giovanile, ma sai perché? Andrea, ritorniamo su di te perché adesso ci sono 2 servizi particolari, vorrei anche il tuo intervento. La prima è quella che si sta studiando da anni, come risolvere il problema della crisi calcistica italiana attraverso i settori giovanili. Il secondo servizio che vedete tra poco riguarderà proprio i genitori, ma iniziamo da questo, il primo servizio. L'ultimo esempio l'abbiamo avuto ieri sera. Una ventina di bambini si allenavano all'Olimpico di Roma, 2 fanno esercizi con la palla e gli altri guardano in attesa che arrivi il loro turno. Ci sono allenatori che guardando la TV non avranno gradito. È un'opinione diffusa che in Italia ci si alleni troppo con esercizi individuali senza coinvolgimento, sfruttando male il tempo a disposizione. Solo un'opinione ovviamente, però condivisa. Al Barcellona ad esempio probabilmente avrebbero fatto un torello. Le grandi nazioni non a caso hanno una cifra stilistica che le distingue. Le nazionali giovanili olandesi giocano con 4-3-3, la Francia ha la fisicità dei ragazzi delle squadre di rugby, la Spagna vive di tocco e di passaggio. Per l'Italia è diverso, ha la fame di nazionale difensiva ma sta tentando un'evoluzione offensiva nata prima con Sacchi e continuata con le modifiche introdotte da Conte e da Sarri. In nazioni più piccole come Belgio e Svizzera la federazione ha la forza per imporre ai club alcuni principi che vengono applicati in tutto il paese. Nei centri federali questi principi vengono ribaditi e sviluppati con i migliori
migliori talenti. La nazionale così nasce naturalmente perché i giocatori parlano un linguaggio comune. In Italia invece i club hanno maggiore importanza, sviluppano progetti autonomi. Sicuramente abbiamo una criticità di base. Nelle scuole le ore di educazione motoria sono limitate, i ragazzi hanno sostituito il calcio nel cortile con i giochi da tastiera e la PlayStation allena i pollici, non il piede. Pochi investimenti. Chi va alla scuola calcio lo fa per poche ore a settimana, magari in strutture rivedibili e con allenatori arrivisti. Questo lo dicono tutti. In Italia si vuole sempre vincere. Gli allenatori sono spesso sottopagati e vogliono fare carriera con i risultati, così nessuno pensa alla crescita dei giocatori. Bisognerebbe invece seguire il modello straniero dove i club decidono esercizi e principi, gli allenatori eseguono. A proposito di stipendi, in Italia nessuno è obbligato a destinare parte del fatturato al settore giovanile, cosa che all'estero accade puntualmente. Se serve un punto di partenza, eccolo. Introduciamo l'obbligo di investire parte del loro fatturato nelle giovanili. In Italia si interpreta il calcio in modo individuale, specialistico e difensivo. Spesso si allena la tecnica individuale, non collettiva, e si gioca sull'avversario. Un calcio difensivo può prevedere i giovani? No, meglio chi è esperto. Un calcio individuale può prevedere i giovani? Sempre no. Non mettiamo il gioco al centro del progetto e non pianifichiamo. Le analisi sono ancora più dure. Siamo quintultimi in Europa per i giocatori portati dalla primavera in prima squadra. Abbiamo il campionato con l'età media più alta. Solo la Turchia ha prime squadre meno legate al vivaio rispetto all'Italia. Ti faccio aggiungere qualcosa? No, non si può dire la verità, non posso io. Non posso, mi rifiuto. Senti, però questo lo puoi dire. In uno dei servizi, in questo servizio dicevo per l'appunto, i ragazzi adesso come adesso hanno in Italia questa cultura, quello di, soprattutto nelle scuole adesso, l'educazione fisica si fa molto meno. Quando arrivano anche sui campi da calcio, l'istruttore deve essere doppiamente bravo perché ormai l'attenzione va soprattutto per loro sui cellulari, sui tablet, alla PlayStation. Come si fa a cambiare la mentalità? È un discorso molto più ampio che viene un po' da lontano, cominciamo dall'asilo, mi viene da dire. Tu porti un ragazzino all'asilo, lo vuoi che ritorna a casa ancora più ripulito rispetto a come l'hai consegnato, e quindi già vuol dire che già all'interno di quell'asilo non si movimentano, non si muovono, non si fanno niente. A scuola fanno 5-6 ore solamente a sedere. Appunto. Poi vanno a casa, mangiano la merendina davanti alla televisione, PlayStation, compiti li fanno su internet ormai, e quindi è un discorso molto più ampio. Non ci sono più le parrocchie di una volta, non ci sono più i campetti vicino a casa, ci sono tante realtà e tante situazioni che sono troppo cambiate rispetto a prima. Tanto è vero che quelli più evoluti sono quelli che hanno forse meno economie, hanno più voglia di giocare, hanno più voglia di stare assieme. I nostri effettivamente hanno delle problematiche diverse, ecco. E poi c'è quello che dicevamo prima, il genitore che vuole vincere a tutti i costi, la società che vuole vincere a tutti i costi e l'allenatore che vuole vincere a tutti i costi. Lo sappiamo. E purtroppo è un pensiero che ho mio, insomma, chi vuole fare settore giovanile non deve vincere i campionati. Se un allenatore vuole vincere i campionati deve andare nelle categorie dove si retrocede. Esatto. Questo è il mio pensiero. E mi hai anticipato infatti quello che vorrò lanciare nel prossimo servizio, perché non so se hai visto in questi ultimi mesi quello che è successo nel Lazio ad Aprilia, dove un ragazzo ha aiutato il direttore di gara, questo si chiama crescita e educazione, nonostante comunque dagli spalti gli dicessero di non farlo, che aveva sbagliato una valutazione assegnando alla squadra sua un calcio di rigore. Il ragazzino si è presentato dagli 11 metri e ha tirato il rigore fuori. Allora bisogna insegnare soprattutto ai genitori che il bambino a quell'età lì deve essenzialmente divertirsi, non pensare, come dicevi tu, al risultato. Andiamo ad analizzare questo servizio che dura 2 minuti, poi voglio sentire anche ad Andrea che da allenatore appunto un contatto diretto tutti i giorni con i bambini, capire anche con lui quanti genitori magari dietro le quinte hanno rotto le scatole, passatemi l'espressione. Questo è il prossimo servizio. Di episodi ce ne sarebbero tanti. L'episodio è rivoltante. Durante un torneo per bambini di 11 anni un gruppo di genitori ha rivolto grida e ululati razzisti verso alcuni ragazzi di colore. Ne siamo venuti a conoscenza perché le squadre coinvolte erano di grande rilievo internazionale. Lascia esterefatti pensare che questi animali presenti in tribuna avessero i figli iscritti allo stesso torneo in altre squadre. Gli organizzatori hanno precisato che si trattava di una protesta dovuta al sospetto che quei ragazzi fisicamente prestanti non fossero in età idonea per giocare, come se questo giustificasse
sacrificarsi gli ululati che hanno addirittura spinto un bimbo a lasciare il campo in lacrime. Uno schifo, insomma. Non vorremmo parlare qui nuovamente di razzismo, questione gravissima e intollerabile in merito alla quale pretendiamo assoluta intransigenza in ogni momento della nostra vita, incluso ovviamente il calcio. Più volte lo abbiamo detto in modo chiaro. L'episodio citato ci offre invece l'occasione per sottolineare quanto possono essere devastanti i genitori per il calcio giovanile, laddove crescono pochissimi campioni ma tanti sportivi e soprattutto moltissimi uomini e donne. I bambini dovrebbero essere lasciati liberi di giocare senza alcuna pressione, con un numero assai esiguo di norme delle quali tenere conto. 1. Rispettare gli altri, compagni, avversari, allenatori, arbitri. 2. Rispettare le regole. 3. Divertirsi. A riguardo anche il regolamento dei campionati non è affatto casuale. Fino alla categoria esordienti, 11 anni di età, c'è l'obbligo di far giocare tutti i bambini, bravi o scarsi che siano, e non ci sono classifiche ufficiali per determinare chi è forte e chi lo è di meno. Questo non basta a frenare le ambizioni degli adulti. Abbiamo letto più volte storie di ordinaria follia. Ci sono genitori che se la prendono furiosamente con l'allenatore, colpevoli di non comprendere quanto sia abile il loro figliolo, altri che offendono e insultano arbitri ragazzini, altri ancora che scatenano baruffe e perfino risse con papà e mamma avversari. I ragazzi, quasi sempre molto più ragionevoli e maturi, si vergognano per loro. È il volto triste del calcio giovanile. In un campo della periferia toscana, accanto alla porta d'ingresso, un dirigente esasperato ha appeso un cartello grande così: chi ha un figlio campione è pregato di portarlo a giocare da un'altra parte. Chissà se papà e mamma dei fuoriclasse del futuro lo leggono e soprattutto lo comprendono. E soprattutto come si comporteranno di fronte ai fatti come quelli avvenuti ad Aprilia, quando il giovane Nicolò ammise un errore del direttore di gara e calciò volontariamente il rigore fuori. Ebbene, Andrea, manca questa cultura, tu ne sai qualcosa tutti i giorni. Partiamo da questo. Andrea, allenatore, cosa deve essere per i bambini che allena? Io parto da un principio. Io gli voglio un gran bene a quei bambini, a quei ragazzi. E quindi parto con questo sentimento nei loro confronti che poi alla fine viene corrisposto. Insegnargli a giocare a calcio è l'ultima cosa che mi balena per la mente. Preparare gli allenamenti, individuati i problemi da risolvere, no? È la parte più semplice. Poi sono ragazzini di 12 anni, a 12 anni hanno bisogno di arrampicarsi sui muri, di divertirsi, no? Quindi alla fine l'allenamento deve essere divertimento, deve essere insegnamento per loro e anche per chi è fuori, che sono i genitori, no? Si è nominato molte volte nel servizio il discorso genitori. Io o sono sempre stato fortunato oppure ho trovato il modo di relazionarmi con loro, perché parto da un altro concetto, dicevo prima, se la società ha un progetto in una certa maniera, il genitore già arriva preparato, perché se sono settori giovanili selezionati e suo figlio va lì, c'ha la pretesa e quindi c'è un allenatore comunque che porterà un gruppo di ragazzi selezionati e farà un percorso. Se il settore giovanile dove sono io si prendono tutti, ma è un complimento questo, perché bisogna avere la gioia che i ragazzini scelgono di venire a giocare in quella squadra perché abitano lì, perché sono compagni di scuola, si prendono, si fanno giocare tutti lo stesso numero di minuti. Poi c'è quello che giocherà un po' di più e quello che gioca un po' di meno, ma non per la punizione, ma per dar merito a chi magari è venuto tutti i giorni agli allenamenti. Io sono cresciuto con magari l'allenatore che mi diceva: se non fai gli allenamenti non ti convoco. Inizialmente anch'io ero così. Al ragazzino gli facevo questa minaccia, no? Poi mi sono reso conto che è controproducente. Allora, tu lo fai sempre venire, fa parte sempre del gruppo, ed è per questo che ancora oggi ho tutti i ragazzini che sono partiti all'inizio. Giocano tutti uguali e i genitori sono contenti, fanno i complimenti alla squadra, alla società che c'è un progetto molto interessante, in questo caso sto parlando di Nova Feltria, e non disturbano, non creano malumori, anzi hanno fatto un bellissimo gruppo anche tra di loro genitori, per questa organizzazione, come dicevo prima, della Francia e del torneo che andremo a fare in Francia, e non ho trovato picche. È vero anche che ho assistito a scene con squadre avversarie dove prima di tutto parte l'allenatore che comanda magari i giocatori a bacchetta e magari minaccia di toglierli se non passano il pallone. Io ai miei gli dico: divertitevi,
Volete fare il tacco? Fate il tacco. Sbagliate, i ragazzini imparano dall'errore da soli, sono intelligenti, hanno 12 anni, non ne hanno 0. Quindi parto da quel concetto lì. E i genitori da fuori lo vedono, hanno il figlio campione, come diceva la scritta, non è questo il tuo campo. Poi creiamo dei piccoli campioncini che si divertono, che vanno a casa contenti, che hanno perso 5-0 ma sono contenti perché hanno dato il massimo. E io sono contento di questi risultati qua. Poi ho la fortuna che sono cresciuti velocemente, sono stati molto bravi e qualche soddisfazione di risultato se lo sono preso, però capiscono anche loro che è dovuto al sacrificio, alla fatica, all'allenamento, sempre esclusivamente col pallone a 12 anni, no? E alla fine i genitori si rendono conto, quando vedono, hanno di fronte uno specchio di una società seria con un progetto importante, stanno zitti e non dicono più nulla. Mi trovi assolutamente d'accordo, Andrea. Bellissima riflessione, infatti, bellissimo discorso. Allora, io farei una cosa, adesso ci fermiamo 2 minuti proprio velocemente, dando la linea alla pubblicità, rientriamo, poi rush finale con Renzo che ci farà il punto sulla prima categoria, finalissima appunto playoff tra Vis Misano e il Nova Feltria e poi i servizi inerenti al Gabicce e Gradara, ma anche una sorpresa per voi della Serie C perché si è parlato delle famose seconde squadre e qui c'è qualche critica di troppo avvenuta specialmente nei confronti dell'ex difensore del Milan Billy Costa Curta. Pubblicità. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Forno Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Bruserul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Bruserul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o bruserul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sport, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini.
Allora Stefano, rientriamo in studio adesso, se ci fai vedere subito un po' la classifica e i verdetti anche per quanto riguarda la prima categoria Girone H, perché poi ha riservato 2 servizi a questa categoria proprio l'esperto Riccardo Giannini, che saluto, sempre il nostro collaboratore, che ritroveremo con piacere anche il prossimo anno. Allora, il campionato, caro Renzi, è stato vinto dal Morciano, ai playoff sono andati Vis Novafiltra, Sant'Ermete e Vis Misano. Ieri c'è stata la semifinale dei playoff con il Sant'Ermete, che purtroppo ha perso in casa col Vis Misano, purtroppo per il nostro amico Alex Martino, ma per fortuna per il nostro amico Signorini della Vis Misano. Invece scontro play-out, a sorpresa lo Junior San Clemente si è imposto in casa del Colonnella per 2-1 e quindi sono retrocesse Colonnella, Bagno di Romagna e Real Miramare. So che tu ci tenevi anche nelle puntate precedenti, quando non eri ospite qui, a dire qualcosa in più su questo campionato, specie sul Novafiltra, che volevi sottolineare anche il lavoro fatto da Achille Fabbri. Io ho sempre detto in questa emittente televisiva che il campionato di prima categoria era uno dei più belli campionati degli ultimi anni. Trovare 11 squadre, tutte riminesi, erano tutti derby. È chiaro che la delusione viene da questo Novafiltra, che è stato sempre in testa a questo campionato. Io voglio dire subito, Achille Fabbri è un tecnico che io l'ho sempre rispettato, perché soprattutto è un uomo, però lo voglio dire senza paura, forse qualcosa quest'anno ha sbagliato. Il Novafiltra ha avuto tanta sfortuna, l'infortunio di Stefanelli, le assenze di Amantini, alla fine questo vengono a mancare. Ma soprattutto il Novafiltra il campionato l'ha perso, secondo il mio modesto parere, dal 90° al 95°. Questi ultimi 5 minuti fatali di questa società, dove sempre in questi minuti finali, in questo recupero, era sempre in vantaggio e si è fatta sempre raggiungere da un rigore inutile, da un rigore fatto male. Queste sono cose che alla fine sono punti che vengono a mancare. Cosa vuol dire? Che vuol dire che la squadra non è concentrata, non è badata lì. Questi sono punti che alla fine sono pesanti, ti vengono a mancare. Se non vado errato, ha avuto 3 o 4 rigori dal 90° al 95°, ma è una cosa grave, ragazzi. Qui la natura ha la sua colpa. Ecco, e poi soprattutto quando una squadra come il Novafiltra, non ricordo chi era la società, che al 90° ha la fortuna di andare in vantaggio 1-0 e gli ospiti erano addirittura in 9 e si fa raggiungere sull'1-1 con Morciano. È una cosa veramente incredibile. Forse il Novafiltra ha perso il campionato in questa partita. Trovarsi sotto di 2 uomini, squadra ospite, ha avuto la fortuna di parlare in vantaggio al 91° e farsi raggiungere al 95° una società che era in 9 uomini. Lasciatemelo dire, anche qui Achille Fabbri ha le sue colpe. Però è una società che secondo me merita questo campionato, perché ha un pubblico veramente importante e questo già è il 12° uomo in campo, è la società. Però onestamente, con tutto rispetto, vuol dire, per il Verrucchio, per il Sant'Ermete, per lo stesso Misano, che io l'ho visto, forse è l'unica squadra che gioca il miglior calcio. Lasciatemelo dire, io l'ho visto e i risultati mi danno ragione. Chiaro che vincere i playoff ieri in casa del Sant'Ermete per 2-0, so che in tribuna c'era anche Achille Fabbri, probabilmente domenica Achille Fabbri deve stare molto ma molto attento, perché questa è una città che gioca a calcio. Probabilmente però, onestamente, il campionato, il Novafiltra merita la promozione per la società, per il pubblico e per tutto quello che ha, però onestamente ha perso un campionato che secondo me l'aveva in tasca e l'ha perso proprio in questi minuti fatali, vale a dire dal 90° al 95°. Perfetto Renzo, allora adesso andiamo a sentire l'analisi curata e poi ti faccio dire anche qualcosina a te se vuoi aggiungere qualcosa, l'analisi di Renzo, caro Massimo, del nostro Riccardo Giannini. Iniziamo dal punto del girone di questa stagione di prima categoria Girone H. È così.
La squadra regina del girone H è stata il Morciano, che ha saputo approfittare nel girone di ritorno del calo del Nova Feltria, che però, lo ricordiamo, il 4 aprile, dopo il recupero con lo Junior San Clemente, si trovava a +7 dai rivali biancorossi dal Santermete. Il Morciano ha ottimizzato al meglio le sue risorse, in primis il ricco parco di attaccanti, con il cuore del motore rappresentato dal 27enne Nicolas Brilli, valido sostituto di Stanco, ceduto al Tropical Coriano. Tra i top c'è indubbiamente il Nova Feltria. La presenza di Achille Fabbri sulla panchina era garanzia di un campionato di alta classifica, ma in un girone con squadre di livello non era scontato. Un Nova Feltria capace di primeggiare fino alla 27esima giornata. Eccellente rendimento di diversi uomini, da Semprini a Rinaldi, da Farabegoli a Damantini, bloccato però da alcuni problemi fisici. Molto positivo il campionato dell'Athletic Poggio. I progetti di fusione faticano spesso a carburare, ma gli arancioni hanno cullato a lungo il sogno promozione. Collettive e buone individualità come Cabbori, Tazibayev e Pracucci. Si confermano due realtà del girone, il Santermete e il Vismisano, anche se i verdi del presidente Martino hanno pagato ancora una volta problemi di continuità e l'assenza di un punto di riferimento offensivo tra la squalifica di Montebelli e l'infortunio di Molari. Bene anche il Granata, che vince il derby con il Bacchia in classifica, confermandosi come una solida realtà della categoria, con mister Andrea Cantoni bravo a fare di necessità virtù, senza grandi nomi in attacco, puntando su una difesa rocciosa, imperniata sul valido portiere Castagnoli e sul roccioso difensore centrale Ugone. Si salva in corner il Riccione di Angeloni. Il quinto posto finale risulta importante nell'ottica della prossima stagione, quando i biancoazzurri saranno chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti. Dietro la lavagna, senza dubbio, mettiamo il Verrucchio di Giovanni Costa. La rosa protagonista un anno fa era stata puntellata, ma in attacco la squadra non ha trovato i giusti meccanismi, confermando i dubbi sulla compatibilità della coppia Zavattini-Bruma, entrambi rimasti sotto quota 10 gol. L'imperativo è ripartire da Andrea e Luca Genghini, Semprini, Michilli e dai tanti giovani di valore del vivaio, nonché dal portiere Maggioli, meno brillante rispetto al passato, ma sempre portiere di assoluto valore. Ebbene, sì, qui ci chiedono addirittura se Misano Sale secondo voi tornerà a giocare a Santa Monica. Questa è una decisione che spetta semplicemente, da quello che ho saputo io direttamente parlando con i diretti interessati, dai giocatori, che secondo loro lo stadio di Santa Monica risulta un po' dispersivo, avendo diciamo un importante sì pubblico ma non da riempire lo stadio. Invece dove giocano, quando non giocano a Santa Monica, si trovano più a loro agio, ecco. È solo una questione mentale, mettiamola così. Volevi aggiungere qualcosa? No, rispetto al Nova Feltria, volevo dire che comunque sia il Nova Feltria dell'anno scorso, l'ultima partita lottava per non retrocedere, mentre quest'anno l'ultima partita ha lottato per essere promossa, insomma, diciamo così. Poi gli errori ci sono stati anche abbastanza evidenti e forse magari qualcuno non era neanche abituato a rimanere così in alto. Sì, forse sì. Sono ben circa quasi una ventina di punti in più rispetto allo scorso anno, dato non da poco. Infatti qui devo fare doppiamente i complimenti a Riccardo Giannini, che è andato a scegliere anche la top 11 di questo girone, scegliendo i migliori giocatori. Davvero si è visto tutte le nostre cronache quest'anno, il signor Giannini. Andiamo a vedere la top 11 di questo girone. 1000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. La top 11 della prima categoria girone H, tra i pali Emanuele Semprini del Nova Feltria, rendimento costante, sempre presente quando chiamato in causa. Nell'infausta partita casalinga con il Riccione, che è costata il campionato ai giallo-blu, ha tenuto a galla i suoi con grandi parate. In difesa a destra Giacomo Pracucci dell'Athletic Poggio, tra le rivelazioni della squadra nata dalla fusione tra Poggio Berni e Athletic Falco. Al centro della difesa il capitano del Nova Feltria Raffaello Rinaldi, rigenerato dalla cura Fabbri, regista difensivo e implacabile rigorista. Il capitano del Morciano, campione, Michele Tenti, baluardo difensivo, che nello scontro diretto a Nova Feltria al 95esimo ha provocato con un coraggioso inserimento offensivo l'autogol decisivo per un pareggio determinante nella corsa promozione. A sinistra rimaniamo in casa Morciano con Diego Ubaldi, uno dei leader dei biancorossi, impiegato in emergenza anche come centrale. A centrocampo una delle rivelazioni, il ventenne Giovanni Pacchioni del Valle Savio, autore di 13 reti, pronto per il salto di categoria. Al suo fianco il cardine del centrocampo del Morciano, Nicolas Brilli, che non ha fatto rimpiangere Stanco, ceduto al Tropical Coriano. In attacco sulla fascia destra Matteo Gentile del Santermete, un mancino di ottime doti tecniche che ha risolto più di una partita ai verdi. Al centro i due bomber del girone, Mattia Urbinati del Vismisano, 15 reti e un grande strapotere fisico, Andrea Magnani del Bacchia, 19 reti che hanno permesso ai cesenaticensi un'agevole salvezza. Completa il reparto offensivo il bomber promozione del Morciano, Francesco Rotondi, 13 reti, di cui 3 nella partita decisiva con il Verrucchio. Tra i migliori giocatori del campionato citiamo anche il portiere Enrico Gabellini del Morciano, il difensore centrale Matteo Lepri del Vismisano,
gli esterni Fabrizio Cupi del Nova Feltria e Nicolò Castiglioni del Sant'Ermete, i centrocampisti Emilian Vucai del Sant'Ermete e Andrea Farabegoli del Nova Feltria, l'esterno offensivo Gianluca Benedetti del Vismisano, gli attaccanti Alessandro Brisigotti del Morciano e Yassin Cabbori dell'Athletic Poggio. Oltre ai complimenti per il Morciano che ha vinto il campionato, sottolineiamo il secondo anno di fila, ha fatto alla grande anche per il Granata, che è arrivato sesto, di mister Andrea Cantoni, e mi sento anche di sottolineare il grande campionato fino alla 21esima giornata, fatto di alta classifica dopo la dell'Athletic Poggio. Non era facile, due società che si sono fuse la scorsa estate e hanno fatto un signor campionato. Complimenti davvero, l'augurio è quello di ripetersi anche nella prossima stagione. Adesso, caro Renzo, mi stringe il tempo, dobbiamo andare avanti. Seguimi a me, segui il conduttore adesso. Andiamo a vedere la promozione con risultati e classifiche con il nostro Renzo Baldisseri, perché è giusto parlare anche del Gabicce, che è la nostra squadra. Qui vediamo assolutamente un risultato importantissimo per quanto riguarda i rossoblù, 0-0 contro un ex protagonista di questo campionato, il Sasso Ferrato. Il Porto Recanati ha già vinto il campionato da qualche settimana. Andiamo a vedere la classifica, così entriamo nel dettaglio con te, caro Renzo. Ce la mostra adesso il nostro Stefano Papini. Eccola qui, Porto Recanati, l'avevamo già detto, ha vinto il campionato. Andiamo fino al quartultimo posto, vedete, quartultimo e quintultimo Villamusone e Gabicce si giocano in questo momento lo sconto play-out, caro Renzo, aspettando ancora l'ultima giornata che si giocherà domenica prossima. Allora, prima di andare a vedere il servizio della Veronica Lisotti, il tuo punto, la tua situazione. Porto Recanati era tutto scritto che vincessero loro il campionato, e i Gabicce un po' la delusione in questo momento. Ma io direi centrato, il Porto Recanati è una squadra che ha un organico fuori di testa, diciamo. Poi c'è un tecnico come Possanzini che ha allenato squadre di quarta serie, addirittura ha allenato anche la Vispirolo, va bene, c'è stata una settimana, però ha allenato anche squadre come il Tolentino. Ecco, onestamente rispecchiano veramente i campionati di città importanti, Mondolfo, Filotrano, Sassoferrato, Olimpia Marzocca. Questo io non voglio offendere nessuno qui vicino il campionato romagnolo, ma queste sono squadre che io ho già accettato, se vengono a Romagna possono fare ampiamente l'eccellenza con tutti, perché ci sono delle città importanti. Ritornando al Gabicce, onestamente domenica si potrebbe anche salvare direttamente, aspettando i risultati degli altri campi, perché sono 3 squadre a 35 punti, vale dire il Passatempo, lo stesso Gabicce e, se non vado errato, il Villamusone. Anche lì domenica probabilmente qualche risultato lo vincerà i cellulari, andranno in moto, qualche rete sarà tagliata, perché probabilmente alcuni risultati saranno veramente importanti. Però onestamente per un incontro come Cantiano Sassoferrato Genga, dove il Cantiano, se dovesse pareggiare, entrerebbe in zona play-out, mentre invece il Sassoferrato, in caso di vittoria o di pareggio, potrebbe addirittura conservare il secondo posto, che vuol dire fare i play sempre tra le mura amiche. Questo è già importante. Chiaro che il Gabicce aspetta i risultati dagli altri campi, però si potrebbe salvare anche direttamente. Ci sarà anche un incontro importante, Villamosone Porto Recanati, ma il Porto Recanati non ha più da nulla da dire, probabilmente i cugini del Villamosone i 3 punti e lì sono sul tavolo. Diciamo, ecco, tutto sommato, poi c'è un altro incontro importante, che si chiama Rio Salso Passatempese. Qui Rio Salso, in caso di vittoria, entrerebbe in zona playoff. Stefano, facci vedere il prossimo turno, perché lo sta già anticipando il nostro Renzo. Il Passatempo rischia di fare i play-out. Con questi risultati, eccolo qui Renzo, così probabilmente con questi risultati il Gabicce Gradara si potrebbe salvare direttamente. Allora, ma il Gabicce ha fatto i suoi errori in questo campionato, è partita bene, ha avuto un allenatore, Barattini, che io conosco bene, è stato 2 o 3 anni fermo, è entrato, ma lo sbaglio tutto sommato l'ha fatto la prima volta, doveva riconfermare Bobo Angelini, è venuto un tecnico di grande esperienza, ha salvato il Gabicce l'anno scorso, poi per motivo non è stato mandato via. Lo sai che in queste 3 stagioni probabilmente ha cambiato 3 allenatori, è vero che Angelini costa, ma se andiamo a pagare questi 3 allenatori probabilmente è sempre lo stesso prezzo di Angelini e non si sfugge. Alla fine è arrivato il Matator Gaudenzi, un tecnico che tutti conosciamo, grandissimo allenatore, esperto, lui le squadre ne ha salvate, infatti è arrivato, ha fatto questi 2 punti, però il Gabicce gli errori li fa, e poi alla fine l'ultimo colpo secondo me mortale, prendendo questo allenatore Terenzi, che è un riccionese, con tutto rispetto un bravissimo tecnico, però anche lui
fino a 2 o 3 anni fa allenavo nel campionato sammarinese. Tu mi prendi un allenatore romagnolo, me la porti in un campionato marchigiano che non conosci nessuna squadra, sei già in partenza, in difficoltà. Prima per conoscere i gironi ci vuole 2 mesi. Infatti in questi 2 mesi cosa ha fatto? Terenzi l'hanno di nuovo esonerato, perché ancora non aveva conosciuto le squadre che forse doveva incontrare. Questo fa un errore che alla fine il Gabicci viene a pagare. Però onestamente sono pienamente convinto che domenica si potrebbe salvare trasmente in campo. Allora andiamo a vedere proprio il servizio a cura della nostra Veronica Lisotti, un pareggio importante che muove la classifica, ma come ricordava adesso il nostro Renzo Baldisseri saranno fatali gli ultimi 90 minuti, fatali e decisivi. Servizio. Al Comunale Genga cospetto 2 compagini dalle diverse motivazioni, play-off per il Sassoferrato Genga e uscire dai play-out per il Gabicci Gradara. Sfida a reti bianche, punto d'oro per gli ospiti, Caparbi in 10 uomini per gli ultimi 20 minuti di match. Avviso aperto le 2 squadre, locali in avanti all'8° con il sinistro di Pier Mattei che scivola al momento del tiro. Al 18° fronte adriatico, Santucci protegge la sfera e mette al centro per Rossi che di controbalzo manda la sfera di poco sopra il montante. Si ripropongono allora i biancazzurri al 26°, ma Mono cicca la conclusione. Al 28° dunque discesa centrale di Petroni che non inquadra però la porta. Minuto 31 Sassoferrato Genga con Toteri, Sabatini in protezione. A chiusura del primo tempo ci prova Pier Mattei col sinistro, Arduini si immola. Si passa così alla ripresa, locali pericolosi al 4° minuto con Corazzi che prova a sorprendere Palazzi dalla distanza. Risposta ospite affidata al piede caldo di Costa, presa sicura di Latini. Al 26° Rosso diretto per Rossi, episodio che potrebbe spostare gli equilibri del match, ma i rossoblù si chiudono nel proprio fortino e annullano così le varie sortite dei locali. Al 33° buona chance sotto porta per Pier Mattei che manca ad un soffio il tapin vincente, mentre gli ospiti si affidano alla punizione di Costa con i guanti. Latini si rifugia in angolo, finale affidato ai bianco-azzurri che cercano ma non trovano il gol che potrebbe valere i 3 punti con Pier Mattei che viene tenuto d'occhio però da Sabatini. Al triplice fischio Sassoferrato Genga, Gabicci Gradara 0-0 con i complimenti per la vittoria del campionato al Porto Recanati. Appuntamento a sabato 19 maggio ore 16:30 stadio G Maggi in cui il Gabicci Gradara ospiterà il nuovo Real Metauro. Ebbene, abbiamo detto già tutto con il prossimo turno che l'aveva già anticipato Renzo, l'avete già visto. Vi ricordo, adesso apriamo una piccola parentesi anche legata alla Serie C, perché Rimini è stato promosso per l'appunto in Serie C, che è possibile scaricare il DVD. Mario, se mi fai un primo piano proprio sul DVD. Ti ringrazio in diretta Mario, perché l'altra volta ho salutato tutti ma mi sono dimenticato di te, scusami. Mario Lugli, appunto questo DVD è possibile scaricarlo sul canale YouTube Daniele Emanueli, che riguarda tutta la stagione calcistica del Rimini, un omaggio gratuito a voi tifosi, quindi si scarica. Per voi smanettori di internet è 2 minuti, basta mettersi davanti alla tastiera e scaricare questo DVD. Grazie Mario. Direi, caro Massimo, andiamo a commentare quello che è stato un po', e caro Renzo, uno dei motivi che ci ha fatto tanto discutere in questa stagione delle cosiddette seconde squadre di Serie C, perché Costa Curta la scorsa settimana è uscito fuori con questo annuncio che ha mandato su tutte le furie, soprattutto Claudio Lotito, che sapete tutti che ha la Lazio in Serie A ma anche la Serenitana in Serie B, la Lega Serie B che attualmente si è rifiutata di accettare questa proposta, insomma un caos totale che sarà rimandato nella decisione finale del 21 maggio. Un piccolo riassunto, poi il commento di nostro Massimo e vorrei una battuta finale da parte dei nostri ospiti. Servizio. Tenuto per tanti anni chiuso in un cassetto di Via Allegri, ecco che il progetto delle seconde squadre è stato sdoganato dal commissario Roberto Fabricini e pubblicato sul sito della FIGC. Sicuramente una decisione importante, caldeggiata da Gravina, Tommasi e alcuni presidenti di Serie A, ma che in questo clima avvelenato sta suscitando feroci polemiche, rivolte, malumori di chi non è stato consultato, vedi Balata, e chi, come Gravina, avrebbe voluto partire solo dalla stagione 2019-2020 e non dalla prossima. Decisione affrettata? In Serie A ci sono alcune società che ritengono sia stata fatta una norma che favorisca soprattutto la Juventus e per questo chiedono un passo indietro da parte della FIGC. Se non si parte non si farà mai, quindi sono favorevoli alle seconde squadre, una riforma che da tempo era in cantiere in Federcalcio. Giovanni Malagò interviene sulle squadre B in questa maniera, aggiungendo che ci sarà sempre la piena volontà e disponibilità a modificare la regolamentazione e la tecnicalità in corso d'opera.
L'importante è partire, poi se ci si accorge che c'è da fare un aggiustamento sarà fatto, conclude. Fra i tecnici favorevoli Allegri e Di Francesco. Va ricordato che la Juve è sempre stata in prima linea su questa battaglia. Ancora anni fa il presidente dell'Agnelli faceva l'esempio di Rugani, che avrebbe potuto crescere nella seconda squadra, lui come tanti altri giovani. Non si sa comunque quante squadre di A potrebbero iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Con la seconda squadra nella prossima stagione non dovrebbero essere in verità comunque molte, forse 2 o 3, dipende da quanti posti ci saranno a disposizione, si saprà solo più avanti con i ripescaggi. Rivolta totale invece fra i club di Serie B. Il patron di Lazio e Salernitana, Claudio Lotito, come si sa, è da sempre favorevole delle multiproprietà. Lotito ha guidato la ribellione dei club cadetti, così il presidente della Lega, Mauro Balata, dopo un comunicato di fuoco, ha convocato d'urgenza per lunedì 21 maggio un'assemblea straordinaria. La B minaccia addirittura lo stop del prossimo campionato. Ma attenzione, la Lega rischierebbe di essere commissariata, ma la Go di questi tempi è molto attento a certe sfumature. Ok i cambiamenti, ma francamente l'esploit di Costa Curta, dando per certo tutto fatto e la poca chiarezza sulle promozioni, retrocessioni, ripescaggi e iscrizioni, sta creando un caos non certamente invidiabile. Sicuro che l'Italia sia pronta a questo? Come la prenderebbero ad esempio in realtà come Barletta e Licata a fine anni 80, approdate in B grazie a quel calcio che oggi non esiste più. Ma nel caso in cui, che se per miracolo dovesse ripetersi, la Serie C rischierebbe di ritrovarsi solo con squadre B dei principali club di Serie A. Allora, tu sei è una soluzione che tu sei favorevole a questa di mettere le cosiddette squadre B in Serie C oppure no? No, non sono favorevole solamente perché intanto esiste già una primavera e poi le altre squadre, cioè tipo le più grandi almeno, in questo momento stanno già rifornendo la Serie C di giovani ragazzi che sono, a così dire, promettenti. Esatto. Quindi stanno già appoggiando i loro migliori ragazzi in queste categorie, quindi se vogliono fare direttamente un campionato ripartono dalla terza categoria e vanno avanti e piano piano fanno la scalata come hanno fatto tutte le altre società dove hanno speso soldi, denari, risorse importanti, quindi questo è il mio pensiero. Poi dopo se uno è buono a 16 anni lo vedi già. Non lo vedi già, c'è bisogno di metterlo, cioè ci sono già i ragazzi che hanno già approdato in Serie A perché sono buoni, perché sono bravi, perché sono belli. Poi dopo diventano anche belli, poi insomma io sono contrario, insomma non mi piace, poi un po' buttata su lì, ecco. Anche secondo me. Noi abbiamo uno stile italiano, dobbiamo mantenere quello che è, non ci dobbiamo adattare a quelli che sono gli altri. In questo caso devono copiare gli altri a noi. Il problema è che se tu vai a prendere tutti i centrali difensivi di Serie A sono tutti stranieri, un motivo ci sarà. Appunto. Allora, grazie, questo volevo sentire dire, volevo capire se ero matto io o meno nel servizio che ho fatto. Ragazzi, vi riservo 45 secondi a testa, abbiamo gli ultimi 5 minuti, forse anche di meno, 3 minuti mi dicono. Vuoi rispondere? Iniziamo da te Giovanni, telegrafico mi raccomando. Qualcuno da casa ha ascoltato il tuo discorso e diceva no, il Ronco per quello che ha speso doveva vincere per forza il campionato. Tu cosa rispondi? Ma deve essere il presidente perché lo sa lui, lo sappiamo di lui quanto abbia speso, non credo sia il presidente, no. Penso che parlare da fuori sia sempre facile, chiacchierare per chi è fuori, per chi guarda le partite, per chi pensa che si perda la partita col modulo, con la situazione sfavorevole. Penso che ci vorrebbe un maggior rispetto, ma non per me, non per i dirigenti, per i ragazzi che tutto l'anno si fanno il mazzo per cercare di raggiungere un obiettivo, soprattutto quando poi lo raggiungono, perché ricordo a tutti che l'obiettivo è fare i playoff. Andrea, ti sei mai chiesto chi te l'ha fatto fare l'allenatore del settore giovanile, ma dopo quello che hai detto penso di sì. Allora cosa ti auguri per il calcio italiano in virtù proprio dei settori giovanili? Velocemente, io ho scelto di fare questo dopo che ho avuto come allenatore Ivano Gavella e non ci avrei mai pensato prima. Quando l'ho avuto avevo 18 anni e poi dopo, quando ho iniziato l'esperienza, mi sono innamorato di questo settore giovanile e mi piace tantissimo poter trasmettere ai ragazzi queste cose. Per il futuro dell'Italia spero tanto che si pensi meno ai soldi e un pochino di più a crescere questi giovani. Sandro, me lo chiedono tutti, Valmarecchia, soprattutto gli amici di Pietracuta, un ringraziamento da parte tua a tutti i club. Ah certo, ringrazio prima di tutto i giocatori, grande annata, bravi giocatori, grandi uomini. Poi tutti quelli che ci danno una mano, che sono sempre magari un po' più nascosti,
ma che senza di loro il Pietracuta non potrebbe andare avanti. Renzo, velocissimo, voto al campionato romagnolo quest'anno? Io direi un campionato normale, 7. 7. Massimo, grazie di tutto. Arrivederci. Grazie a Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Grazie a Sandro Conti. Buonasera a tutti. Grazie ad Andrea Parlani. Buonasera. E grazie al nostro Giovanni Alcerati che stasera spero di avergli regalato un sorriso. Dai. Noi ci rivediamo l'anno prossimo a partire da settembre. Grazie e buonanotte a Daniele Emanuele.